una roba che volevo domandarti su questo discorso qua, Sandro, che hai toccato anche gli ossi dei veneti antichi, se poi con i suoi cavalli. Ho fatto il custode in una necropoli paleoveneta. Era restata una tomba che aveva 350-400 tra elementi di bronzo e di ceramica. E dopo ho fatto, sì, ho fatto il disegno sotto della stratigrafia e anche una pulitura del famoso giovane che era appoggiato sul collo del cavallo che è a Padova, che è diventata un'immagine della fedeltà del Veneto col suo cavallo. E mi ricordo che l'avremmo visto anche tutte le sabbie, che era una necropoli poco distante del terzo periodo testino, quindi del V-VI secolo a.C. Ecco sì, ho visto i cavalli. I cavalli, non è tanto per vantarsi, ma sono stati anche premiati nelle Olimpiadi i cavalli veneti. Poi era una squadra a Roma che era chiamata la Veneta o la Venetica. I cavalli veneti erano piccoli e scattanti, era come i cavalli arabi. Si può dire che non siamo tanto distanti dal cavallo arabo. I veneti si dipinti sempre come allevatori e domatori di cavalli. Penso che anche Auro e le bravo sempre da raccontarne questo tipo di mito veneto sui libri che fa lui. Non so se tu potresti parlare qualcosa anche a te, Auro, su questa questione qua. Come ha detto Sandro, sapendo che la roba che colpisce di più uno che si avvicina alla storia dei Veneti antichi non è che la suo amore spassionato per i cavalli. Mi ad esempio il canto dei draghi volevo proprio enfatizzare questo racconto parlando dei cavalieri veneti che aveva i suoi cavalli sacri, e ogni cavallo era un membro della famiglia, ogni cavallo aveva un nome, e il cavallo veniva, penso, importante tanto quanto la femmina, quanto un figlio, e il cavallo era un tuo amico, era il tuo compagno di vita. Dopo ti dico, i cavalli hanno un ruolo centrale su tutti i racconti, perché, come te sai bene, è l'animale totemico dei Veneti. L'emblema dell'Indo-Europeo è il cavallo. E come diceva i tre studiosi sloveni, Tomažič, Bor e Šavli, è che il cavallo è l'emblema proprio dell'Indo-Europeo. I Veneti, come antichi, come popolo protostorico, per loro era i progenitori dell'uomo europeo, visti come popolazione, come nome generico no veneti, come dire celti, un nome che includeva tante tribù. E infatti nei racconti le tribù, tutte tribù diverse, tutte legate ai cavalli, il Grisipateuta, la tribù del cavallo bruno, il grigio, il bianco, e li distingueva con i colori, un po' come si fa in tutte le realtà dei clan, come nei Celti, no? Anche la mitologia celtica è il cavallo, è fondamentale. Però il cavallo è proprio l'antichità, adomazione del cavallo da steppe, ma forse anche ad altri territori, ma è proprio in liga con gli altri. E questa cosa potrebbe essere interessante perché la provenienza del Veneto col cavallo, probabilmente anche nel mito di Antenore, dove si parla dei signori di Veneti come signori di cavalli, ma i cavalli importati probabilmente come popolazione di spostamento, e finì anche in Anatolia, ma in movimento, no da là, non li venisti da là, loro siamo questo attraverso là, ma li venisti da territori molto più vasti. Probabilmente che i territori, che tanti storici dice dei Veneti che fosse del centro Europa o dei grandi distese, delle praterie, capisco, da Polonia, ma fino anche a zone euro-siberiane. Quando si parla dei Veneti, ma stiamo parlando di una popolazione che era sparsa in tutta l'Europa. E il cavallo è fondamentale perché in fin dei conti le sta è il nostro strumento, la nostra motocicletta del passato, è il nostro modo per muoversi dappertutto. È la tomba che mi avevo, diciamo, non so se si vede. Si studiava anche alluvioni per capire quando che era stato sepolto e prima o dopo, perché era una stratigrafia complessa di alluvione del Brenta. Ma Sandro, una curiosità che mi vede che la sbatte è proprio su questo passantigo. Ad esempio, per andare dritto alla questione, andare dritto alla questione a livello di archeologia, che differenza che temui tra i mestieri veneti, desquerti e quei celtici? Beh, guarda che a vita i Celti sono venuti qua in Veneto in maniera non traumatica, non so come chi dice, che c'è un'infiltrazione all'inizio, qui che si chiamai pre-celti, ma i Celti praticamente, fondamentalmente, di Hallstatt, e viene in Gallia Cisalpina, non c'è un caso che abbia chiamato così anche i romani, perché ormai era tutta Gallia, per la pianura padana.
cavava la zona di Venetia, che era chiamata Veneto, i gastavio di grossi rapporti. Dopo i venisti anche ad abitare, perché se ti fai scambi e te trovi bene, magari te che abiti anche. E ha fatto la stessa roba in Lombardia, si arrivai anche nei valli alpine, qui reti non si traccia dei conflitti di nessun tipo, le iscrizioni reti che hanno nomi celti, così come che le iscrizioni celtiche e iscrizioni venetiche che hanno nomi celti. Vuol dire che i celti si ben assimia a Padova, a Este o Terzo, perché si trovava bene e aveva degli ottimi rapporti commerciali. I veneti sono sempre stati di grandi commercianti. Le tribù, non so se sbaglio, le tribù che le rivai in P, ad esempio, qui veneti, la sta la tribù dei Senomani e anche la tribù degli Insubri. Sì, Insubri, qua da noi degli Insubri che avevano qualche moneta che si stampava nell'area di Milano. I Cenomani arriva più tardi, ma vi può essere arrivati, attenzione, perché dopo che si serviva i romani e prima i cartaginesi come cavalleria. E dopo sono andati anche in Grecia a servire i macedoni. I seministi qua in Veneto, forse perché si trovava bene, tanti dicono, i seministi qua per il vino e per il clima. Se è vero che abbiamo un bel clima, ma bisogna avere anche la possibilità di lavorare e di vivere. I Cenomani, appunto, che penetra lentamente nella zona veronese e si stabilisce la provincia di Verona diventa Cenomani. Ti trovi sulle alture dei Colli Euganei, qua dove ci sono dei tombe del primo secolo, con ancora sepolture dei guerrieri, ma guerrieri che hanno tutto l'armamento possibile che può avere un guerriero. Siccome indiani d'America, se ti pensiamo bene, o indios dell'Amazzonia, ognuno ha la sua tribù, ha i suoi usi, costumi e vive o vicino all'acqua o nella foresta o nei monti, come sono gli indiani d'America, e ognuno ha il suo modo di vivere, di mangiare e anche di parlare. Mauro, che visione hai sulla cultura venetica e la cultura celtica? Non la vedo tanto differente, a dire il vero. Come ha detto lui, anche l'infiltrazione dei Celti prima dei Romani, i Romani, le stati conquistatori, anche col dividi e timpera, non lo deve creare il nemico. Un po' come fa la società globale, te mette uno contro l'altro, perché funziona per fare gli affari. Praticamente, come diceva certi studiosi tedeschi, il Veneto non è altro che come dire, un celta con nome diverso, di una tribù diversa. Perché l'errore che fa tanti, penso che i Celti fossero un popolo unico, no. Era centenari di diverse tribù indoeuropee, ognuna col suo nome. Però che se quei chi dice Insubri, Senomani, Senoni, cioè, ognuno aveva il suo nome, adesso parlando di quei piccini. E che se quei chi dice che i Celti se rivai da spod dei Veneti, cosa dici tu? Ma allora, questa cosa non ti può dirla liberamente, perché ovviamente i classicisti non vuol che far apparire i Veneti come fosse un popolo centro-europeo distante dal Mediterraneo, perché sarebbe come dire che il Veneto non è italiano. Se ne altri guardiamo ai Veneti come entità, come gruppo etnico del passato, non i Veneti d'Oncoi, perché i Veneti d'Oncoi se ha misciaco, il fenotipo veneto le variegate. Te trovi il Veneto che sembra un Levantin, te trovi il Veneto che sembra un tedesco, però diciamo alle origini sicuramente la popolazione era prettamente europea. Tra Veneto e Celta per me, posso dirlo, non è nessuna differenza. La differenza la crea solo chi che vuole, ovviamente dopo che c'è di differenze di base culturale e archeologica, ma se minime rispetto a differenze che si può avere tra, non so, un uomo del basso Mediterraneo e uno a nord del Po o da parte vicina alle Alpi, ecco, per capirsi.